restare in silenzio. Denuncia. 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 Denunciate, non nascondetevi, denunciate al 1522, oggi parliamo di violenza alle donne, sappiamo che questo numero è aperto sempre e che raccoglie anche in questi giorni, sappiamo sull'onda anche di quello che è stato l'efferato omicidio di Giulia Cecchettin, appunto raccoglie le testimonianze, l'aiuto, il grido di aiuto di tante donne. Questo è uno spot realizzato da alcuni studenti, piccoli studenti, li avete visti, della scuola Angelo Musco di Catania. Io questo pomeriggio ho con me l'insegnante che li ha guidati, li ha aiutati a realizzare questo spot, tra l'altro che ha anche vinto un premio nazionale, e grazie Claudia Urzì, che è un'insegnante appunto dell'istituto omnicomprensivo Musco, ma anche una rappresentante sindacale dell'Unione dei sindacati di base nella scuola, e dunque una doppia veste. Ora anche parleremo con lei di quello che è anche l'educare, no? all'affettività e comunque anche al rispetto reciproco che ci vuole. E ho il piacere anche di avere in collegamento telefonico Valentina Pizzalis. Buon pomeriggio anche a lei, grazie per essere con noi, Valentina. Buon pomeriggio a tutti voi. Benissimo, vedo anche collegata la Santa Sicali, che è una psicologa della Croce Rossa. Buon pomeriggio anche a lei, benvenuta a questo nostro focus. Parleremo di tante cose. Io vorrei cominciare da Valentina Pizzalis, dire due parole precise, proprio giusto per ricordare la sua vicenda, e poi sarà lei invece a guidarci in tante riflessioni. 16-17 aprile, una notte del 2011, Valentina è a casa, l'ex marito dal quale stava separando con una scusa, insomma, riesce a entrare a casa, cosparge di benzina, le dà fuoco, provocandole appunto ustioni e soprattutto danni. Veramente è stato 20 minuti ad ardere, come racconta lei spesso nelle interviste che ha fatto in questi anni. Lui stesso resta ucciso nel rogo. E Valentina, da quel giorno la sua vita, ovviamente c'è un prima e un dopo, lo diciamo sempre quando si tratta di omicidi di donne, che vengono detti femminicidi, però il termine forse è restrittivo, insomma questi atti violentissimi verso queste donne. Lei però ha sempre detto: io non ho mai rinunciato al sorriso, e soprattutto la sua vita è diventata una vita di testimonianza in questi anni. Esattamente, io purtroppo, come tantissime donne, sono stata anch'io vittima di una violenza atroce per mano dell'uomo che diceva di amarmi, ma a differenza di tantissime altre donne che ricordiamo già quest'anno sono 105, io invece ho avuto la fortuna di sopravvivere. Mi scusi, le chiedo solo la cortesia, potrebbe mettersi vicino più al microfono, la sentiamo pianissimo, chiedo anche alla regia se può aumentare il volume, se è possibile, grazie, così anche a favore dei nostri telespettatori. E diceva appunto... Dicevo che come tante donne, ahimè, sono stata vittima di violenza. La mia storia differisce per il fatto che io mi sono salvata mentre il carnefice è morto. Ho avuto la fortuna che non hanno avuto tantissime donne, come vediamo i numeri sono veramente sconvolgenti, anche quest'anno siamo già a quota 105 se non di più, quindi questo ci fa capire, se ancora non era ben chiaro a tutti quanti, che questa è una vera e propria piaga sociale, che qua si deve veramente scendere tutti in campo, unire le forze, non solo associazioni, enti del terzo settore, ma anche, insomma, le istituzioni dovrebbero fare magari qualcosa di diverso. Sentivo parlare appunto di
Sì. No, le chiedevo a questo proposito del disegno di legge ultimo che è stato proprio varato ieri sera e che dovrebbe, come dire, introdurre un giro di vite proprio nella lotta contro la violenza alle donne. Provvedimenti, gliene cito qualcuno: il braccialetto elettronico per esempio per i reati spia, che possono essere, che cosa sono? Sono appunto le minacce, le lesioni o l'arresto indifferita per gli stalker. Secondo lei sono misure che renderanno più efficace questa lotta? Secondo me no, secondo me purtroppo no, perché si è visto come non trovo giusto il fatto che le donne, una volta che riescono a trovare il coraggio e la forza di denunciare, dopodiché vengono messe a loro tutela nelle case rifugio, e quindi sono le donne stesse che si devono rinchiudere, mentre centri per uomini maltrattanti, per il recupero degli uomini maltrattanti in Italia, se non erro, sono solo 2. Quindi siamo al paradosso, cioè la donna riesce a trovare il coraggio finalmente di denunciare, si vorrebbe sentire protetta dalle istituzioni, da chi dovrebbe tutelarle, invece si deve andare a nascondere, a rinchiudere, e io trovo che questo sia un paradosso, perché siamo sempre noi che alla fine dobbiamo rinunciare alla nostra libertà. Anche la questione del braccialetto elettronico secondo me non è sufficiente. Sentivo tra l'altro le nuove proposte, le istituzioni adesso parlavano di corsi nelle scuole, giustamente all'affettività, quello che con Fare per Bene, la ONLUS con la quale collaboro da tantissimi anni, facciamo. Da tanti anni noi facciamo proprio progetti, ci rivolgiamo agli studenti, ai giovani per sensibilizzare, e io nel mio piccolo porto la mia testimonianza per far sì che questi studenti, tutti questi giovani riconoscano i campanelli d'allarme, le varie forme di violenza che io stessa non avevo saputo riconoscere, e quindi questo sembrava tutto molto bello, ma oggi ho sentito che questi corsi queste materie non saranno comunque obbligatorie, ma si parla di una cosa facoltativa, e quindi secondo me siamo più da capo. Se vogliamo sradicare veramente questa piaga dalla radice, dobbiamo veramente concentrarci sull'educazione, sul rispetto, ma sin dalle elementari, e non si può pensare che materie come queste possano essere facoltative. Certo, assolutamente. E io le chiedevo anche, insomma, in Italia veramente c'è un movimento che si è riacceso, perché non è mai stato così attivo, dopo ovviamente l'ultimo caso, Giulia Cecchettin, che veramente ha stravolto e ha segnato veramente un punto di svolta, secondo lei, anche nella presa di posizione dell'opinione pubblica, delle persone. Secondo me sì. Secondo me qualcosa sta cambiando, l'atrocità nell'ennesimo omicidio appunto ai danni di una donna, quello di Giulia, è stato talmente efferato, ha scosso talmente tanto le coscienze e la sensibilità, che io vedo una reazione veramente tanto forte per parte dei giovani, dagli studenti, questo minuto di baccano che si è voluto fortemente fare invece che il minuto di silenzio. Ha un senso perché è ora di finirla, di stare in silenzio, di non far sentire la nostra voce, ma bisogna veramente ribellarsi a tutto ciò e farci sentire veramente a gran voce. Io le chiedo, anche se lo vuole ovviamente esprimere, perché è una cosa anche per lei, no? Sentire, lei diceva 105 donne, ma ricordiamoci che sono state tantissime in questi anni le donne vittime appunto della violenza, o comunque anche che hanno sono sopravvissute come lei, no? Resta sempre aperta una ferita, comunque si voglia poi anche, cioè si va davanti. Ogni volta che lei sente un fatto del genere, cosa prova? Io provo un infinito dolore. Proprio nel caso di Giulia io ho trovato veramente tantissime similitudini, ahimè, con quello che ho passato io. E quindi tutte le notizie, questi fatti di cronaca
mi colpiscono e mi devastano, perché c'è il dolore appunto di rivivere in qualche modo ancora una volta, è la storia che si ripete, una storia che non vorremmo più sentire, che invece ogni giorno è notizia di TG, quindi sembra quasi che sia una cosa senza fine, quindi fa già male quello, in particolar modo, ripeto, quello di Giulia mi ha sconvolto particolarmente. Io ho sperato tutta la settimana che l'epilogo non fosse quello che purtroppo ci aspettavamo tutti, speravo che non fosse così e invece l'ennesima conferma, quindi io vorrei davvero che ci fosse una certezza della pena, non è questione di inasprire o quant'altro, perché le leggi ci sono, però vanno applicate, vanno fatte applicare bene e soprattutto che ci sia una certezza, perché non si può sentire veramente di assassini che uccidono in questa maniera per un no, perché non accettano il rifiuto e poi hanno gli sconti di pena e poi alla fine non vengono né rieducati né tantomeno pagano per quello che hanno fatto fino in fondo. Quindi io spero veramente che questo ennesimo omicidio cambi le cose, sia veramente la svolta per far capire alle istituzioni chi di dovere che si deve assolutamente correre ai ripari, ma con decisione e con fermezza. Sì, io le chiedo l'ultima cosa, il 25 di novembre c'è questa giornata internazionale contro appunto la violenza sulle donne, l'eliminazione della violenza sulle donne, già dice qualcosa, però lei con la sua vita ha testimoniato dal primo giorno che insomma non esiste il giorno dedicato a questa cosa, ma esistono, esatto. Cioè tutti i giorni sono dedicati a questa cosa, a questo fenomeno, e soprattutto chi ha anche responsabilità divulgative, anche la nostra, dovrebbe non mai spegnere i riflettori su questi casi. Bravissima, la penso esattamente così. Noi crediamo, infatti anche uno dei nostri progetti si chiama Non Solo 25, perché non si deve parlare di violenza o di contrasto alla violenza di genere solo il 25 di novembre, ma tutto l'anno. Noi continuiamo, infatti noi facciamo progetti e continuiamo la sensibilizzazione tutti i 365 giorni l'anno. Deve cambiare la narrazione di questi episodi, deve cambiare la mentalità e si deve veramente fare squadra tutti i giorni dell'anno. Non si può pensare che il 25 di novembre una giornata all'anno sia sufficiente per accendere le luci su questa piaga, ma tutti i giorni, perché purtroppo è notizia di tutti i giorni che queste tragedie succedono. Grazie per la sua testimonianza, ovviamente noi siamo sempre disponibili ad averla ospite da noi e darle voce, perché la sua è una storia importante, come tutte le storie che appunto purtroppo riguardano questi fatti di cronaca. Grazie Grazie arrivederci. A voi, buona giornata, buon proseguimento, grazie mille. Io vorrei continuare chiedendo alla nostra rappresentante del Croce Rossa italiana, Santa Sicali, questa vostra campagna che si chiama Non sei sola, esci dal silenzio. È una campagna importante, 15-22, lo ricorderemo sempre, lo ribadiamo sempre. È una campagna di sensibilizzazione, ma quanta sensibilizzazione ancora ci vorrà, perché non dobbiamo raccontare le storie di Valentina, le storie di Giulia, le storie di Franca, insomma di tutte quelle donne che poi purtroppo non ce l'hanno fatta o ce l'hanno fatta, però insomma restando in una situazione difficilissima. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Sì, è proprio così, la nostra campagna continua anche quest'anno a portare la voce di chi non ha voce, e anche quest'anno per il 6° anno dal 20 al 26 novembre tutta la Croce Rossa e il Comitato Regionale della Sicilia sostiene l'eliminazione della violenza sulle donne, promuovendo l'iniziativa Non sei sola, esci dal silenzio, per la diffusione e la conoscenza del numero di pubblica utilità, del numero di pubblica utilità 1522. Quest'anno abbiamo scelto di adottare una campagna supporto alla diffusione del 1522 con la lettura di alcuni sé. Allora un attimo solo, lo vediamo e poi lo commentiamo.
Lo possiamo mandare in onda. Se ti fa male fisico. Se pretende amore o sesso quando tu non vuoi. Se la sua gelosia e le sue molestie sono assillanti. Se ti minaccia. Se ti controlla e ti isola. Se limita la tua dipendenza economica. Se ti spaventa. Se ti telefona di continuo per insultarti. Se ti chiede, dai per favore, un ultimo appuntamento. Non è amore se ti denigra, se ti umilia, se ti fa male fisico. Questo non è amore. 1522, non sei sola. Esci dal silenzio. Ecco, lo abbiamo appena visto, io ho un obbligo intanto pubblicitario, ma subito dopo torniamo a parlarne. Ecco, ci stiamo occupando del 1522, il numero antiviolenza sulle donne. Abbiamo appena visto un video della Croce Rossa e dunque Santa Sicali stava appunto aggiungendo qualcosa a questa vostra campagna. Sì, abbiamo aggiunto la testimonianza di alcune figure delle istituzioni, del terzo settore, ma anche persone comuni che hanno voluto dare il proprio contributo, leggendo per noi i possibili se ti assilla con la gelosia, se ti molesta, se ti controlla, se ti isola, se ti umilia, se ti denigra, tutti i se possibili. Sono questi se che sono i campanelli d'allarme per prevenire quelle che possono essere i fatti di cronaca a cui purtroppo oggi ci stiamo sempre più abituando, perché non dobbiamo sottovalutare questi se, non dobbiamo sottovalutare assolutamente. Se un uomo si permette di controllare come si veste la propria donna, con chi parla, le proprie amicizie o addirittura il controllo economico. La dipendenza economica è la prima condizione di dipendenza che spesso crea forme di isolamento, di dipendenza dall'uomo. Ecco, tutti questi se insieme devono essere oggi dei campanelli d'allarme, perché nessuno di questi comportamenti deve essere più accettato. Al primo campanello d'allarme, alla prima forma di controllo, alla prima forma di umiliazione, alla prima gelosia incontrollata, ogni donna deve ribellarsi. Deve ribellarsi. Volevo chiederle, come Croce Rossa, la vostra esperienza in questo senso, se ci sono appunto anche testimonianze che lei può dare. Sì, in questo senso abbiamo da anni promosso il 1522 con la nostra campagna Non sei sola, esci dal silenzio. È una campagna che ovviamente vede il focus nell'ultima settimana di novembre. Quest'anno per esempio abbiamo deciso di adibire un pannello con tutte queste frasi che sono riportate nel video, arricchite però da simboli di questa lotta alla violenza contro le donne, che sono le scarpe rosse, accompagnata da bambole e peluche rotti o mancanti o non funzionanti, proprio per segnare la rottura che c'è nella vita di una donna quando subisce violenza. Ma insieme a questa campagna, che ha il focus ovviamente in questa importante settimana, noi facciamo, come ha detto Valentina, una campagna ogni giorno. Valentina, mi scusi. Valentina, una campagna ogni giorno, perché non è solo il 25 novembre il nostro momento di sensibilizzazione, ma nelle nostre attività quotidiane, dagli sportelli sociali fino alle attività su strada, offrire il bigliettino Non sei sola, esci dal silenzio, che riporta il numero 1522, è comunque una forma di conoscenza, di diffusione di un messaggio che può essere la salvezza
di donne che in quel momento possono sentirsi minacciate. Quindi dare nella busta del pacco alimentare il bigliettino da visita, dare durante i nostri servizi in trasporto ambulanza o assistenza il bigliettino è una forma di doppia sensibilizzazione. Faccio un'attività, ma faccio anche una campagna che va oltre quel servizio che sto svolgendo in quel momento. Assolutamente, grazie per anche lei, la sua testimonianza. So che ha impegni, ci deve lasciare, quindi la ringrazio doppiamente. Grazie a voi. Claudia Urzi, lei è un'insegnante, insomma cerchiamo anche di tirare un po' le somme di tutto quello che abbiamo sentito. Io partirei dall'altro pezzo dello spot che lei ha realizzato con questi giovani alunni e poi lo commentiamo insieme e aggiungiamo qualcos'altro. Benissimo. Possiamo vederlo. Da piccola sognavo un principe azzurro, un uomo gentile e amorevole, dolce e affettuoso. Ieri ho incontrato Luca, era proprio come lo desideravo. Oggi mi ha dato il primo bacio, un bacio a stampo. Oggi mi ha chiesto il mio numero. Volevo andare a una festa, ma lui me l'ha impedito. Mi ha detto di mettere dei pantaloni, chissà quando potrò mettere il vestito bianco. Per lui sto meglio senza trucco. È una settimana che non mi fa uscire. Sono rinchiusa in una gabbia. Mi ha dato uno schiaffo dicendomi che l'ho fatto per il mio bene. Urla e schiaffi, ma mi ha promesso che non lo farà più perché mi ama. Continuo a non farmi uscire e non vedo quasi più nessuno e mi controlla il telefono. Ho urlato tutta la sera, mi ha dato un calcio. Sono venute le mie amiche, ma non le ho fatto entrare. Mi costringe a mangiare di meno perché per lui sono grassa. Mi ha picchiato di nuovo. Sto diventando pazza. Non ce la faccio più. Basta, io lo denuncio. Ecco, queste giovani donne cosa le hanno raccontato, come l'hanno vissuta intanto la realizzazione di questo video, tra l'altro bellissimo. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Io mi permetto di abbracciare a distanza Valentina, anche se che l'abbiamo sentita prima, che sicuramente continua ad ascoltarci, e le dico che non è sola, non sei sola e ci siamo, insomma, quindi mi permettevo di dire questo. Allora, noi abbiamo realizzato questo spot dal titolo Non è amore nell'ambito di un PON, nello scorso anno scolastico. Le ragazze e i ragazzi l'hanno realizzato di tutto punto loro, quindi anche le riprese, eccetera. Hanno scelto anche le tematiche, quindi loro hanno scelto la violenza contro le donne, anche poi ce n'era un altro anche sul bullismo. Hanno scritto anche tutti i dialoghi, eccetera. E quanto di loro c'è dentro questo quindi, rispetto a quello che dicevamo prima, il discorso che ci sono sempre gli stessi segnali, no? Cioè in questo spot noi facciamo vedere inizialmente queste tre figure di giovani donne che sono separate e dicono oggi mi ha detto che sono belle, eccetera, invece poi piano piano non mi fa uscire più, non mi fa mettere più il vestito, e nel frattempo loro sono poi truccate e quindi anche sono picchiate, eccetera. Quindi ci sono questi segnali, no? che sono sempre gli stessi segnali, e in questo video poi queste tre figure separate, poi quando loro dicono basta, ora la denuncio, invece poi diventa un'immagine sola, perché noi vogliamo dare proprio l'idea che insieme donne siamo forti. Quindi questo discorso che ci sono gli stessi segnali è importante. Noi a scuola stiamo lavorando tantissimo, per esempio, su questa cosa, cioè le ragazze e i ragazzi si devono rendere conto che ci sono dei chiari segnali, che sono quelli del controllo, dell'eccessivo controllo, che poi scaturisce in violenza. Quindi, tra l'altro vedevo anche una cosa che mi ha colpito, che infatti ne volevo discutere anche con lei, è che ci sono anche i ragazzi che hanno il cartello denunciate.
e quindi è importantissimo anche a scuola far capire anche io insegno alle medie, allora devo dire che con le ragazzine, diciamo, dato che sono cose che a qualsiasi età, diciamo, viviamo sulla nostra pelle, sono cose che conosciamo meglio, eccetera, invece i ragazzini, diciamo, all'inizio del lavoro che abbiamo fatto erano così, un po' magari non sapevano tanto di... Ora invece li vediamo molto più partecipi anche qui, no? Perché comunque si deve fare un lavoro, cioè adesso è una cosa veramente che non è più rinviabile. Adesso dicevamo la morte di Giulia porterà un cambiamento, noi speriamo sempre che sia l'ultima, ma poi ce n'è stata una il giorno dopo, perché c'è una donna che viene ammazzata ogni giorno, e quindi è un lavoro. Allora, se questo può servire a portare il discorso, cioè a responsabilizzare ulteriormente la scuola, nel senso che si deve lavorare a scuola, io sono assolutamente convinta di questo, perché si tratta soprattutto di un processo culturale, perché vorrei partire anche dalle parole della sorella di Giulia, di Elena, no? Che ha detto che Filippo è il figlio sano del patriarcato, non è un mostro, quindi dobbiamo renderci conto che non sono persone malate e quindi poverette vanno curate, non è così, sono il prodotto di questa società che è una società patriarcale, continua a essere patriarcale, che è una società consumistica, quindi dove la società patriarcale significa che c'è una cultura della violenza, dell'oppressione, del sopruso, e quindi a scuola si deve lavorare tantissimo, perché essendo un processo culturale si deve lavorare, voglio dire, ha origine nella famiglia, si deve lavorare tantissimo, però si deve lavorare da subito, dalla scuola dell'infanzia, proprio sulla gestione anche del conflitto, smontando quelli che sono gli stereotipi di genere, cioè questo al figlio maschio insegno questo e alla figlia femmina quello che non è assolutamente questo. Vorrei ricordare alcuni appuntamenti. Lei tra l'altro allora ci stiamo avvicinando a questo 25 novembre, che noi diciamo che poi dobbiamo assolutamente andare oltre. Allora, stasera a Catania c'è una passeggiata rumorosa alle 21, a partire dalle 21 davanti alla Villa Bellini. Una passeggiata rumorosa perché? Per rispondere, diciamo, anche al minuto di silenzio. Allora, questo minuto di silenzio a scuola l'abbiamo fatto martedì e l'abbiamo fatto, però è chiaro che il silenzio non ci porta da nessuna parte, invece bisogna fare tantissimo, bisogna fare tantissimo rumore. Quindi stasera a Catania alle 21 davanti a Villa Bellini, quindi la via Etnea. Domani a Palermo c'è un corteo a partire dalle 17 e poi giorno 25 ci sono 2 manifestazioni nazionali, sono organizzate dal movimento femminista Non Una di Meno e sono a Roma e a Messina. Come per quanto riguarda. Anzi, aggiungo un appuntamento anche a Palermo. C'è questa una notte fashion alla quale parteciperà anche Valentina Pizzalis come testimonial, ma non solo lei, insomma si muove. Siamo vicini a questa giornata, ma in realtà non spegniamo mai i riflettori e soprattutto lavoriamo anche nelle scuole, perché è importantissimo anche il vostro contributo. Lo dico alle mie colleghe e ai miei colleghi, questa cosa non è più rinviabile, quindi lavoriamoci da subito e lavoriamoci sempre e in maniera trasversale. Assolutamente. Insomma, il nostro tempo è ormai finito, ringrazio chi ci ha ascoltato, vi auguro un buon pomeriggio.